Cortei stop. Il governo ferma le marce di protesta e vieta gli assembramenti nei sit-in. Le manifestazioni statiche si dovranno tenere con distanze e mascherine. Il giro di vite va a limitare le proteste di questi mesi, alimentate soprattutto dai no Green Pass. Vista la risalita dei contagi, saranno anche intensificati i controlli sui certificati verdi. Pure Mario Conte, presidente di Anci Veneto, approva la decisione del Viminale. Ci sono delle questioni legate agli aspetti sanitari che stanno tornando ad essere a rischio e quindi il contenimento di queste manifestazioni era doveroso. A Vicenza l'applicazione della circolare emanata dal Ministero dell'Interno e arrivata in prefettura è chiara. Niente cortei e sit-in che verranno consentiti soltanto fuori dalle piazze e dal centro. Insomma, il salotto della città in tempo di pandemia è severamente vietato alle manifestazioni. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, appoggia la soluzione e condivide il provvedimento. In prefettura, con il questore e i responsabili delle forze dell'ordine, è stato trovato un accordo per spostare le manifestazioni durante i mercatini di Natale dall'Esedra di Campomarzo. I sit-in si potranno tenere fuori dalle mura, sempre nel parco cittadino, che offre spazi ampi, ma verso il lato di Viale Retenio e di Ponte Furo. Se le regole non verranno rispettate, le manifestazioni saranno interrotte dalle forze dell'ordine. Mi piace sottolineare come siano vietate tutte le forme di manifestazioni, quindi non è un accanimento nei confronti di coloro che in questo momento stavano contestando il governo per la questione del Green Pass, ma è una questione generica, cioè le manifestazioni fatte così come sono state fatte nel recente passato non vanno più bene, mettono a rischio la salute delle persone e soprattutto mettono a rischio la tenuta economica del territorio che non sarebbe in grado di sopportare ulteriori chiusure.